prova a mettere la collina dall'altra sinistra. Va bene Luca, va bene. Allora siamo con Massimiliano Pivetti, il mister e anche presidente del 300. Benvenuto a Montebello. Grazie mille. Allora mister, siamo a commentare una partita che nel primo tempo vi ha visto mettere in difficoltà la squadra di casa e nel secondo tempo siete un po' calati, ma di fatto, almeno su questo palcoscenico, siete stati l'anti-Leonicena, anche se la Leonicena adesso è seconda. Che cosa è mancato al 300? Sono mancati i gol innanzitutto. Questo purtroppo la legge del calcio è questa. Mancati i gol, abbiamo giocato tenuto bene le linee difensive del primo tempo e bene fino al 10° minuto del secondo, poi siamo calati. Abbiamo l'handicap, come dicevo con i miei ragazzi, del campo. Quando verrete a giocare a 300 vedrete che il campo è molto piccolo, quindi le linee di gioco facciamo fatica a tracciarle, abbiamo paura degli spazi e quindi facciamo quello che possiamo. Non si può difendere a oltranza e l'ha dimostrato il fatto che poi il vostro gioco vi ha portato ad avere la meglio, insomma. Ecco, comunque complimenti a voi, noi abbiamo fatto del nostro meglio, siamo lì, siamo agganciati, speriamo che non ci scappiate un po' troppo perché poi i playoff non si fanno, come sappiamo benissimo. Faremo il possibile per rimanere agganciati e non sbagliare partite che dobbiamo vincere. Questa ci sta perché insomma, i valori in campo erano quasi equivalenti. Adesso, sconfitta con la Leonicena, come procede il campionato del 300? Procede con l'ultima partita di campionato con il Lusia in casa e poi inizieremo il girone di ritorno cercando di non sbagliare, come dicevo prima, le partite che contano, che sono quelle con le seconde file. Vedremo, insomma, ci daremo da fare. Ci alleneremo come abbiamo fatto sempre negli ultimi 16 anni, con lo stesso spirito, la stessa voglia e poi i risultati vengono da soli. Ci proviamo come ogni anno. E volevo solo dire, visto che sono intervistato, ringraziare Leonicena per l'ospitalità, per l'impegno, per la passione che ci mettete. In 16 anni non l'ho mai vista, se non magari con i 300 calcio a 5, perché ci ha spinto questa voglia di fare, questa voglia di fare calcio a 5, di esprimersi in questo modo. Sono contento di aver trovato un antagonista in questo senso. Continuate così, siete una bella realtà. Complimenti. Mister Tragnago, penultima partita di campionato, ultima partita in casa del girone. È arrivato il 300 terzo in classifica, una vittoria difficile, però è arrivata. Sì, avevo già avvisato i miei ragazzi che la prima dopo la sosta è sempre un punto di domanda. Volevo la vittoria a tutti i costi anche senza il bel gioco ed è arrivata. Il primo tempo sottotono con i miei ragazzi un po' tesi, che sentivano la partita vista l'importanza, e poi nel secondo tempo però siamo usciti senza rischiare molto, abbiamo chiuso la partita e controllata fino alla fine. Tra alcuni giocatori si sono fatti trovare pronti e arriveranno ancora più pronti per le partite che conteranno ancora di più. Sì. Puoi spendere una parola ad esempio su Pantano? Sì, allora questa sera ho dato spazio a Michele Viviani e a Matteo Pantano
e si sono fatti trovare pronti. Pretendo ancora di più da loro, però soprattutto Michele, ma soprattutto Matteo nel secondo tempo ha fatto vedere che ci sta benissimo in questa squadra. Mi dispiace solo per il palio che ha preso, perché l'azione meritava veramente il gol. Comunque complimenti a loro e devono crescere ancora, ma lo spazio lo troveranno sempre di più. Chiudiamo con una battuta. Molti si chiedono quale sia la reale forza di questa Leonicena, soprattutto dopo le feste natalizie. Tu ci puoi dire un po' qual è il segreto di questi ragazzi pronti? Questi ragazzi sono ragazzi che credono nella mia filosofia, che è nel lavoro, nel cuore, nel gruppo. Non ci siamo mai fermati e infatti nel secondo tempo siamo venuti fuori perché l'avversario è calato un po', e danno tutto in campo e pensano soprattutto alla squadra anziché all'obiettivo personale. Questo fa di noi un gruppo che a mio avviso può andare fino in fondo.